La cassa di espansione di Caldogno, in caso di piene del Bacchiglione, avrà la capacità di contenere 3.800.000 metri cubi d'acqua, che restituirà ai fiumi quando si saranno svuotati. Un appalto di quasi 17 milioni di euro su 110 ettari di estensione di lavori che finiranno a novembre-dicembre 2015 per la prima cassa, entro l'anno prossimo per tutta l'opera, che a regime ridurrà del 75% i rischi alluvionali per Caldogno, Vicenza e i comuni dell'asta del Bacchiglione. Zaia ha ricordato gli altri cantieri anti-alluvione attivi in Veneto. Caldogno, l'ampliamento di Montebello, Muson dei Sassi in zona Castelfranco, la Colomberetta a Monteforte d'Alpone, Viale Diaz sempre per Vicenza e poi molte altre realtà, Trissino. Gli agricoltori rimarranno proprietari delle aree comprese nel bacino, le potranno coltivare e in caso di allagamento verranno indennizzati. Soddisfazione quasi generale tra gli amministratori locali, anche non vicentini. Finalmente il prossimo novembre possiamo dire che i nostri concittadini, perché l'asta che ne beneficerà arriva fino a Padova e quindi anche alla nostra asta del Bacchiglione, Ponte San Nicolò, Casalserugo, Bovolenta, dovrebbero avere un respiro in più grazie a questa vasca di laminazione. Vicenza però mette il dito nella piaga. C'è voluta un'alluvione disastrosa come quella del 2010 perché la regione si decidesse a fare opere idrauliche di prevenzione. Bisogna anche dire che soltanto dal 2010, soltanto dall'alluvione, abbiamo iniziato ad avere interventi di contenimento delle piene realmente efficaci e quindi questo spinge a dire che forse non bisogna aspettare gli eventi ma prevenirli. Noi abbiamo presentato un progetto firmato dal professor Dal Paus da 2,5 miliardi di euro per mettere in sicurezza il Veneto, non si è vista una lira. Governo assente sulla messa in sicurezza del territorio, sbotta Zaia, che trova inoltre disdicevoli le accuse di sprechi nella sanità veneta da parte del premier Renzi. Si dimentica di dire che siamo l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF, una tassa, siamo l'unica regione che non applica ticket regionali, le altre regioni li applicano, siamo l'unica regione, la migliore, che ha la spesa pro capite per la sanità più bassa d'Italia. Quindi citare il Veneto come esempio di mala sanità vuol dire non avere neanche il fegato di venire a confrontarsi.